Ciao a tutti amici da Napoli dell'87. Buonasera ragazzi, la prima di Europa League per il nostro Napoli contro il Foxes, contro il Leicester. Andiamo a vincere. Contro gli inglesi non siamo fortunati, ma stasera a schiattare capo. Aiuto. Buonasera Vincenzo e forza Napoli, Vincenzo. Com'è? Intanto va giù, fammi fa a storia, Instagram. Perché va fatta sempre. Vai Napoli, vai. Schiattamela la capa, ma... Che bello lo stadio dell'Ester, ma stasera veniamo da casa chiagliendo. Vai Napoli, siamo in live ragazzi per il nostro Napoli con i Foxes. Schiattamela la capa, sti volpa. Buonasera Claudio, buonasera. Forza Napoli. Questa maglietta. Ciao Rino, buonasera Rino, forza Napoli, grande Rino, buonasera. Ma raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale con la campanellina attiva per restare sempre aggiornati. Ciao Pasquale, buonasera e forza Napoli. Allora ragazzi, vi do le formazioni che comunque l'ho prese e me le sono salvate, così magari si fa subito, ve le do. Ecco qui. Allora il Leicester gioca con il 4-2-3-1. Michael in porta, Castagne, Evans, Weissegar e Bertrand in difesa. In mediana Perez e Dindì, dietro la punta Daka, Saumaré, Barnes e Iachenko, la prima punta del Leicester. Non c'è Vardy e questa è una cosa importante per il nostro Napoli. Il nostro Napoli proprio che gioca con il 4-2-3-1 risponde allo stesso Leicester nel modulo tipico del Napoli. Ospina in porta, Malqui, gioca Malqui ragazzi, attenzione, Malqui, Rachmani, Koulibaly e Di Lorenzo. Questo significa che non c'è Mario Rui e che non c'è Manolas, ma ci sono Malqui e Rachmani. A centrocampo troviamo la nostra forza, il nostro palo Anghissà, che giocatore, poi Fabian Ruiz in mediana con lui, proprio con Anghissà, e gli esterni sono Zelinski ed Insigne, trequartista dietro Osimhen, Zelinski appunto ed Osimhen. Lozano e Insigne esterni, ragazzi. Forza Napoli, ci schiattiamo a capo. Ciao Alessandro, buonasera e forza Napoli, amico mio. Com'è? Vai che schiattiamo a capo, vai. Giochiamo con il 4-3-3 alla fine, sì, con Anghissà, Fabian Ruiz e Zelinski a centrocampo. In attacco Insigne, Osimhen e Lozano. Vai Napoli. Malqui e Rachmani. Malqui che prende il posto di Mario Rui e Rachmani il posto di Manolas. Gli esterni sono ad appoggio di Osimhen, Lozano ed Insigne. E poi Osimhen. E dietro troviamo Zelinski, cosa importantissima di trovare Zelinski. Pasquale, buonasera, forza Napoli, Pasquale. Vai Napoli. Gli schiattiamo a capo. Sta quasi per iniziare, ragazzi. Siamo quasi per iniziare. Cosa importante è che non c'è Vardy nell'Eister. Vediamo Spalletti se l'ha studiata bene, perché poi noi con le inglesi negli ultimi anni non è che siamo stati fortunati, abbiamo sempre perso. Oggi dobbiamo sfatare questo tabù, dobbiamo vincere ragazzi. Intanto condivido anche la live. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like. Brendan Rodgers a gestire il primo pallone, maglia rossa Napoli. Fammi condividere pure su Facebook. Buon lavoro di Zelinski che poi lotta con Iheanacho. Scarico di Rachmani nella zona di Lorenzo. Dovrà un po' ritrovare i movimenti dalla fascia sinistra di Lorenzo, però quel ruolo l'ha già fatto, l'ha fatto anche in Europa nella sfida di Champions League con il Napoli Ancelotti contro Red Bull Salisburgo. Quella Salisburgo giocava dell'altro Pazzondaka oltre a Holland. Ospina
Allora, scusate un attimo ragazzi, che sto mandando il post su Facebook, la live, sto condividendo, ecco qui. Dovrebbe essere a posto, un attimo. Ecco qui. Di Lorenzo rimane davanti Pazzondaca, Ienaccio, maglia numero 14, a tirare da trequartista. Vai Napoli. Allora, chi c'è? Ciao Francesco, buonasera Francesco, com'è? Tutto a posto fratello? Ma la fai vedere la partita? No, non la posso far vedere perché sennò mi bannano. La partita è su Sky Sport. Sky Sport canale, un attimo che te lo dico, 252 di Sky Sport. Che è Sampdoria ma anche napoletana. Ah, è Sampdoriana anche napoletana, la tua moglie sta dicendo, ah ok. Ah, l'ha scritto la tua nipotina, quale? Quello su. Ah, bella. Un bacione allora, un bacione alla tua nipotina, Rino, un bacione grosso. Su TV8. No, TV8, Sky, vai a Napoli, mamma mia, con le maglie rosse, ragazzi, stasera. Buonasera, Destrox. Forza Napoli c'è Magnam, mi schiattammo a capo, Destrox. Resta qui, amico mio, resta qui. Lasciate like, mi raccomando, è molto importante per il canale. Glielo do, grande Rino. Un bacione, te lo do anche io da qui. Un bacione piccola. È Forza Napoli, mi raccomando, sempre Forza Napoli. Mamma mia, Osimhen centrale. Vai Napoli. Segna per lui, gonfia la rete. Attenzione all'essere velocità. Comunque non sono male le maglie rosse, a me piacciono. La maglia azzurra è tutta un'altra cosa, però non è male. Ciao Gabriele, buonasera, come stai amico mio? Forza Napoli, Gabriele. Ho visto la Lazio ha perso quel Galatasaray, dispiace. La papera di Stracoscia ha fatto perdere la partita, però vabbè, c'ha ancora tutte le partite, era solo la prima. Secondo me 2-1 l'Ester, speriamo di no, Francesco, speriamo vinciamo noi. Io sono fiducioso per stasera, Io penso o pareggiamo o addirittura vinciamo. Sono fiducioso. Rachmani, Ospina, Koulibaly. Siamo a 3 minuti e 50 sul cronometro, ancora 0-0. Vai. Ma andiamo. Sì, l'ho visto, Gabriele, mamma mia. Vabbè, può succedere. È gufare Napoli. Oh, ciao amico mio, Gabriel, buonasera, Gabriel. Stasera Forza Napoli, grande Gabriel. Forza Napoli sempre, sempre. Vai Lucianone, vai Spallettone, vai Capelucertel, facciamo la mano. Segna per lui, copia la rete. Ma qui non si può vedere, però stasera tocca a lui. Bisogna far rifiatare anche un po' gli altri. Adesso certo che resto. Mi piace molto il Napoli e poi sono un tuo fan e anche di Peppone Cuore Scialemum e Fuse Gamer, Grande, Destrox. Tutta gente che seguo anche io, ovviamente. Sono grandi, sono tutti grandi. Malato del Napoli anche è top, Uscito pazzo proprio. Attenzione all'estero, Koulibaly con queste mani. Oh! Mamma mia. L'Ester già palla gol con Barnes.
Mamma mia, Koulibaly con queste braccia devi stare a te. Che spazio si è creato, guarda lì. Rachmani, cioè è andato al raddoppio Rachmani, ha lasciato il buco difensivo. Bastava solo Koulibaly di là, perché ci vai pure tu, Rachmani. Ma pure il pronostico Serie A, prime 7. Francesco, te lo do, però stiamo guardando il Napoli. Vabbè, ti do sto pronostico. Metto di nuovo l'Inter, perché la Juve non è cosa, da come ho visto. Sì, si riprenderà, ma secondo me non arriverà prima. Secondo Milan, Inter, Milan. Terzo voglio mettere, per scaramanzia un po', voglio mettere il mio Napoli o la Roma. Terzo e quarto Napoli o Roma. Addirittura voglio mettere fuori la Juventus quinta, anche se la Juventus arriverà fra le prime 3. Non lo so, c'è anche l'Atalanta che è forte, non lo so, c'è confusione. Però l'Atalanta è partita male e non la vedo fra le prime posizioni. È ancora presto per tutto questo, però vai, dico così, dico Inter, Milan, Roma, Napoli, Juventus e Lazio. Così. No, Inter, Milan, Roma, Napoli, Atalanta, no, Juventus, Atalanta e Lazio. L'Atalanta perderà tante energie per via della Champions League, secondo me. Ma è Napoli di Lorenzo, Koulibaly. Wow, oggi sembriamo il Piacenza, sembriamo queste maglie. Secondo me Napoli primo, speriamo, però Francesco, il nostro obiettivo principale è la Champions. Poi chi lo sa, se viene qualcosa in più, noi ce lo prendiamo. Purtroppo ho problemi sulla TV, devo guardare la partita sul cellulare. Mi spiace Francia, ci vediamo tra primo e secondo tempo. Ok Rino, vai, tranquillo. Ci vediamo nell'intervallo, ok? Un bacione e forza Napoli, Rino, forza Napoli. Mi raccomando ragazzi, like per supportare il canale, per supportare la live, e condividetela con i vostri amici. Attenzione, l'essere... Fase difensiva scandalosa, ragazzi. Mamma mia. L'attaccante esterno delle Canarie, Ayoze Perez, si mette male subito, si è in salita per il Napoli, questa trasferta europea, questa prima trasferta europea, ci vediamo tutto. Quindi il gioco di Koulibaly, detto bene da Bertrand, e poi il Pans, che accelera, scambia con Dacca, si butta dentro Ienaccio, lo segue di Lorenzo, lasciando libero Ayoze Perez. Lo so, Gabriele, lo so. È che in campionato la vedo un po' troppo indietro, la vedo un po', non lo so, mi dà la sensazione che con troppi pareggi si ferma un po' troppo, perde troppi punti inizialmente, poi bisogna vederla nel lungo andare, perché l'Atalanta, la rosa c'è la mia preoccupazione dell'Atalanta è che fa anche la Champions. Comunque ragazzi, mamma mia, un gol così, la fase difensiva ha cominciato malissimo. Stiamo lasciando buchi difensivi e quello ci hanno fatto male, ma è normale, dai, ma come si fa? Vabbè. Nato tutto da un cambio di gioco di Koulibaly, ecco, in anticipo la Bertrand, e se l'Ester ha un po' di campo per andare con la velocità dei suoi giocatori offensivi, è una squadra difficile da contenere. Koulibaly, non ci siamo proprio. Adesso chissà, si va vedere che fa Fabian. Chissà. Allora, vai o no? Devo aggiornare il risultato, ma se chissà non va. Scarico di Anghissà, brutta palla persa. Ma che è stato un viaggio stasera?
Sono ubriaco, Andiamo, ma pure il telefono si è imbriacato. Bubakari e Sumare, un giocatore che era stato accostato ai grandi italiani, molto vicino a Milan, comprato per 20 milioni circa dal Lille, Allora, campione di Francia. mamma mia. Fabian prima di Daka. Pans, ma quindi subito aggressivo, riconquista bene il pallone francese che poi torna all'indietro da Rachmani. Fabian. Oh, ma ce la fai? Trova in campo Alberto Zelinski, è una buona opportunità questa per il Napoli. Insigne va a isolarsi contro Castagna, arriva anche il DD raddoppio. Insigne porta palla, accetta un barco. Mannaggia, miseria, mannaggia. C'è la chiusura di Johnny Evans. Allora, me lo fai vedere o no? Ma qui Zelinski, fuori gioco di Lozano, un giocatore che deve ritrovare la condizione. Ciupi Lozano, è stata complicata la sua per una terribile colpa che ha subito in nazionale nella Gold Cup, mentre rivediamo il gol di Jose Perez. Vedete, stringe Di Lorenzo su Ghienaccio, lascia spazio a Jose Perez, l'ex giocatore del Newcastle. Si è riposato in campionato nelle ultime settimane, ha preso 3 giornate di squalifica per un'espulsione, bruttissimo fallo contro West Ham. Ma qui il contrasto con Pans, lo scambio con Ienaccio. Ma che cazzo fa sto coso? Pans, che oggi non schiera il suo migliore attaccante Vardy e il suo regista Yuri Tielemans, giocatore belga. Gioca Rogers con turni indiani, davanti alla distruzione del gioco. Scusate ragazzi, scusate. Secondo me la mia Atalanta è un po' sottovalutata, l'ho letto già, Gabriel Gol, cazzo, lo so. Ciao Michael, buonasera amico mio. Ciao interista, buonasera amico. Il Napoli e la Lazio sono le uniche italiane che tifo. Forza Napoli, 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 forza Napoli. Grazie fratello, grazie. Troppo forte il Leicester. Aspetta Francesco, perché siamo solo al 13° del primo tempo, c'è tutta la partita. Dai, non bollate, ancora 80 minuti, dai ragazzi, forza. Appunto Gabriele, ci mancano ancora 80 minuti più recupero. Ciao Dragon, buonasera e forza Napoli. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando. Napoli ti devo lasciare. Vediamo a fine primo tempo. Ok Francesco, ci vediamo a fine primo tempo. Ciao Fra. Basta quelle parolacce. Fabio, se sei venuto qui a dire parolacce, vatti a fare un giro. Ragazzi, ha fatto vedere la Lazio perché alle 21 ci sono le audizioni. C'è X Factor, lo so. Però il Napoli è più importante. La Roma perde, anche la Roma, Ciao Napoliello, comunque noi oggi abbiamo fatto pietà. Ho visto la Lazio, sì. Un'occhiata gliel'ho data, non ho visto tutta la partita, ma l'ho data un'occhiata. Andrea, buonasera amico mio. Dai, vediamo se porto fortuna come contro la Juve. Facciamo la disfattista della situazione. Infatti Andrea, sei venuto tu, ora segniamo. Non si può giocare così, ma è una gioia. Infatti. Fabiana, mi dispiace per il Milan ieri, dai. Comunque ha fatto una buona prestazione il Milan, Peccato per il risultato. Lascia like. Se sei nuovo iscriviti. Numero 69 in carriera in Europa. È giunto Califon, terzo di sempre. Messi Insigne, le spalle di Amsic e Mertens per presenza delle competizioni UEFA del Napoli. Scambio di Ghienaccio e Jose Perez. Buon lavoro di Insigne che aiuta Fabian nel tentativo di riconquista. Tentativo che va a vuoto, poi il retropassaggio che mette un po' in affare. Non ti appartiene, chi lo devo bene. A lungo, ma diretto rimessa laterale. Possesso palla premia a Napoli, ma il Leicester come dicevo. Bello. Oh Nicco, buonasera Nicco. Com'è? Tutto a posto Nicco? Forza Napoli. Ma come si fa, Comunque Nicco, l'Inter che perde in casa dopo aver fatto la partita, aver messo il Real Madrid, l'ha schiacciato in difesa per tutta la partita e poi prende un gol così, roba
non diciamo parolacce, ma roba da non vedere proprio queste cose qui. Fabiana dice per me il Napoli ne prende 3, poi magari vince, però è la mia idea. Fabiana, si è venuto a fare seccia, si è venuto a fare. Comunque Diego, buonasera. Che dice? È vero che hai preso le ferie perché pensavi di perdere con la Juve, ma che cazzo? Oh, non li dà retta a quelli nei magazzini, sono tutti scemi. Sì. Andrea, adesso esco un attimo e la pareggiamo subito. Oh, eccolo, Insigne. Siamo al 16esimo, vai Lorenzo. Fabian, via in pieno difensore Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, devi prendere la porta, non i difensori dell'Eister, ma la porta. Vai anche sa. Mamma mia. Vai Marquis e fatti vedere più là. Marquis sta là fermo come io non lo so, mi pare nuovo in da cartone, mi pare. Giada, buonasera Giada e forza Napoli. Ecco, come dice Giada, lasciate like con la campanellina attiva che è gratis. Poi restate sempre aggiornati con tutti i video e le live, ragazzi. Nico, l'ho sentito anch'io per quel motivo. Mamma mia. Sono tutti scemi, su. Wow, Nabu, oggi il Lesse un bel biberone oh, bubugugu. Buonasera innanzitutto e poi manca ancora, è appena iniziata la partita, mancano 80 minuti, cioè mancano 70 minuti, mamma. Dai, si può anche ribaltare facilmente questa partita, cioè, abbiamo tutto il potenziale per poterlo fare. Fabiana che dice? Ma che ha fatto la Lazio? Che ha fatto? Ha perso. Lazio stracoscia, ha perso. Vai Napoli. Il Cassagni. Ci sta pure Cassagni, ex Atalanta. Ci hanno chiamato una Cassagni intanto. Perez. Ian Perez. Certi buchi difensivi, abbiamo cominciato bene la fase difensiva. Oh, ma quando c'è Marquis su quella fascia il Napoli sbanda. A me non mi piace Marquis. Se ne può pure riandare una volta. A me piace di scarta, a me piace. Forza Napoli ragazzi, forza Napoli, forza Napoli ragazzi, forza Napoli, andiamo Napoli, cerchiamo la capo, vai. Vai, non ci sta nessuno a mezzo, siete iscritti tardi. Che lo devo bene, ma non da appartiene, non sa la verità. 22 anni nello Zambia, 4 anni a Salisburgo, 68 gol, 125 partite. Un giocatore che aveva tanti ammiratori in giro per l'Europa, all'estero, che ha puntato soprattutto a rinforzare la rosa anche per essere competitiva in Europa League quest'anno, per avere più possibilità di ruotare gli uomini. Petrone Castagne. C'entra Castagne, vicino c'è Ienaccio. Didi. Bertrand. Testergaard. Allora, vediamo un po' di messaggi. Ha speso circa 60 milioni di euro. Buonanotte. Giovanesco, buonasera. Non so se perdi con chi ti mollo. Speriamo di no, dai. A perdere con questi proprio no. Vediamo che dice Hop. Buonasera Hop. Napolele, se cambi moderatori farai sempre 5 spettatori. Ma io non li cambio mica i moderatori, sono sempre gli stessi. Bubu Castagne ma noi teniamo una bella anguilla nera. Anche se è forte. Marco, buonasera, bella la maglia del Napoli, grazie Marco. Lasciate like ragazzi, voi che siete arrivati, mi raccomando.
passo sul piede, dunque da Moderare le bestemmie, a fa mucca, all'esterno. Buonasera Ersiglia, buonasera, bentornata, Forza Napoli, Ersiglia. Bravo Giovanesco, si Fox e merda. Fox, sti Volpe, dove fai Volpe a un'altra parte, in due zone. Poi i Volpi in due zone ci stanno, niente. Però, andiamo Napoli. Dai, che Schmeichel perde già tempo. È cominciata la partita, comincia già. Che la devo bene. La gamba nel precampionato da Michele contro Villarreal. Per questo è stato preso Vestergaard, il centrale danese. Lo Southampton oggi gioca da centrale di sinistra con la maglia numero 24. A sponda di Castagne per Iheanacho. E schiattammo a capo, già da. Sempre Forza Napoli, scusate. Ma è mai possibile che Di Lorenzo sui cross alti non sa mai marcare? Lo stesso gol che ha preso nella finale con l'Inghilterra. Questo è vero, Alessa. Anche Malqui dall'altra parte, però mi preoccupa il fatto anche di Rachmani. Cioè abbiamo, come ha iniziato la partita, hanno avuto subito due occasioni loro, buchi difensivi, ma proprio enormi. Cioè, io non lo so. Ho appena messo il 12° like, anguilla per tutti. Grande Bubu Gugu. Ora segna chissà. Guerino, buona serata, andò saggiata. C'è Giada, c'è. Di Lorenzo è forte quando spinge avanti, ma quando difende è bravo Di Lorenzo, però a volte sì, lascia un po' desiderare, lascia la fascia un po' scoperta, però a spingere sono d'accordo, è più forte, è più bravo. Manolas e Zanoli. Koulibaly. Piuttosto lunga la lista degli indisponibili del Napoli. Mario Rui, Meret, Gulam, Lobotka, Tem e Mertens. Poi prima una sfortuna, tutto fatto male. Di Lorenzo. Zelinski per Fabian, palla di ritorno imprecisa, vedete che Zelinski continua a gravitare vicino al Insigne nella zona sinistra, di centro-sinistra sulla tre quarti. Maggior ragione dopo il cartellino di Ndidi, una buona idea andare a giocare in quella zona. Di Lorenzo, Fabian. Mamma mia. Rachmani. Dice Bubu, che sa. Arriva. Concordo con Alessandro, un po' come Lazzari alla Lazio, che sa spingere però difende male, ma non è male Di Lorenzo, ogni tanto lascia desiderare, però quando decide di essere attento, quando è attento fa anche partite buone difensive, gioca anche bene in fase difensiva. Vai, bello pallone recuperato da Anghissà, fallo su Osimhen, no, anticipato. Malqui, mamma mia, io tocchiavo un cazzotto in tecnica capiglia. Meno male che ha rimediato l'errore, ma Malqui, sta frittatina in capo, Solita capacità di corsa, la verità impressionante di Malqui, giocatore che voglia di riprendersi il tempo. Dio, stiamo a perdere con gli psicobacci del campo. È presto, ragazzi, è presto. Però, ma un bel cazzo aperto. Io ne devo bene, per. Evans. Di Schmeichel che è quasi costretto a calciare andando largo e preciso su Bertrand. Non è preciso invece il tocco di testa di Bertrand. Ancora Anghissà. Vai, oh, fallo! Grande Anghissà però. È forte Anghissà, ragazzi. Questo ha sprint, ha velocità, un bel passo, Un bel giocatore,
C'è stato e come. A volte sì, forse non, ma non c'era nessuno vicino per dargli il passaggio, quello, non c'era nessuno che si è proposto vicino, ha dovuto fare da solo. Contrasto Bertrand Lozano. Già tutti i chat. Qui, Giadina, qua siamo 3 yacht, siamo. Altra rimessa per il Leicester. Leicester che affronta per la prima volta una sua storia, una storia. Cazzo ha fatto? Napoli aveva giocato l'ultima volta in Inghilterra nella Champions League 2019-2020, pareggiò 1-1 ad Anfield. Gol Mertens, Napoli Ancelotti, adesso Castagna. Sale crossa. Sono deviato da Insigne. Fabian. Zielinski. Vestergaard. Didi. Evans. Appena rientrati da 2 infortuni centrali Evans e Vestergaard. Che lo va bene, bene, manda appartiene, La bene. prima titolare. Una vita. Allora, però sta facendo bene la coppia centrale. Napoli deve cercare di isolare magari Osimhen contro uno dei 2 centrali e di servirlo sul profondo. Nel momento in cui l'Ester alza la linea e non difende con la linea vicina a Schmeichel. Adesso Insigne che gira subito. Mi vado a vedere la partita, vediamo se almeno oggi non butto bestemmie. Vai Osimhen. Va, tira. Mamma mia, ma come cazzo fai? Ma come cazzo fai da posizione a tirare così? Ma qui, già, eri da solo, non c'era nessuno che ti pressava. Grande giocata di Osimhen. Ma qui da solo, aveva tutto il tempo questo pet tirato. Dai. No, vabbè, no. Parte da dietro l'Ester con Vestergaard. Per me le prime in classifica saranno questi: Inter, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Milan e quelli là che non nomino neanche. Fermato da Insigne, molto bravo Insigne nel ripiegamento, poi messo giù. Nostra. Fallo in attacco, allora porto campo ancora da Massimo Golini. Sono state le ultime indicazioni di Luciano Spalletti, ha fatto chiaramente cenno di usare di più la testa perché si sta facendo risucchiare con troppa facilità dai 2 centrali dell'Ester e da un punto di riferimento troppo facile deve essere bravo a uscire, a crearsi lo spazio poi per attaccare la profondità. Non lo sta facendo con il giusto metodo secondo l'allenatore. Abbiamo rivisto nel replay, parlava Massimo, la bella azione dell'Ester e l'ottimo lavoro difensivo, tutto campo di Insigne, Koulibaly. Si è passato Zielinski, Osimhen. Nata vuoto. Confusione in mezzo al campo. Insigne dietro con le mani per Di Lorenzo. Cambio gioco di Insigne che cerca il taglio di Lozano verso la porta, Osimhen. Spalletti gli ha chiesto di usare la testa, questo forse non è il tiro migliore possibile per il nigeriano, ma lontanissimo dal bersaglio. Osimhen a caccia del suo primo gol europeo. C'ha miseria. Competizione UEFA, ha segnato 2 volte. Bella palla di Insigne, anche il taglio di Lozano. Chelsea Valencia, rivediamo la conclusione da lontanissimo di Osimhen. Partita con il Leicester che imposta da dietro. Tutto scordinato ha tirato, ma che voleva Osimhen? Attenzione alla ripartenza dell'Ester, ragazzi, siamo alla mezz'ora del primo tempo, 1-0 per l'Ester. Gol di Perez al 10° del primo tempo. Mamma mia. Aspettalo, si è sentito arrivare, credo, la voce di Spalletti da portocampo. Oh, basta Marco però, ci scassato. È insultato a sotto. A di parolacce che sotto. Va tu canale se dice parolacce. Insigne, Di Lorenzo, Rachmani, andiamo a Napoli, andiamo. Fabiano, vai.
dalla lunga. Ah, Passaggio. cazzo. Cantini. Va bene la devi dare, mannaggia. Bertrand. Pons. Ancora aspetta. Vai, anch'essa, mannaggia. E la palla giocata Mamma su mia. Iannaccio, buon lavoro di Rachmani. Grande Rachmani, grande chiusura. Lozano. Vai Lozano, vai velocità, che te mangi, vai Lozano. Fallo, fallo. Giallo deve. Oh. Centrocampisti centrali. Giusto così. Che si è sacrificato per coprire Bertrand, è rimasto alto fuori posizione. Eccolo qui, fallo di Bucari su Mare. Centro giovanile del Paris Saint-Germain, con cui non ha mai giocato in prima squadra, esploso Lille, classe 99, originario del Senegal. Un giocatore davvero molto interessante, bella colpo di mercato dell'estero. Innamora di te, cuore mi batteva. Non Da questo punto di vista, la capacità di giocare bene a calcio. Daniel, buonasera Daniel. Ciao, conosci l'attaccante? Belbu dell'Hoffenheim è solo forte. No, non lo conosco. Deve essere onesto, non lo conosco questo attaccante. Come si chiama? Belbu, no. Chi cazzo è? Stavano in giro perché boh, ma sentito parlare di questo attaccante. Belbu. Belbu. Rodgers nella volata per centrare uno dei 4 posti validi della Champions League. Lorenzo. Insigne. Anghissa. Sta ancora mal qui. Serve di prima intenzione Lozano, la sterzata di Lozano. Osimhen, spalla a porta, gioca lì per Fabian Ruiz. Ora dopo all'intervallo fra. Fallo di Lorenzo su Tacca. Giallo per Di Lorenzo, raga. Lo vedo un po' affaticato oggi, Di Lorenzo, insomma. Guarda là. Male, un po' male oggi. In questo caso pochi dubbi sulla bontà della decisione dell'arbitro portoghese Thiago Martins. Vestergaard, Bertrand, Evans. Ah, ok. Castagna. Ma Koulibaly, calma, cazzo, c'avevi Di Lorenzo vicino, state calmo pure tu. Ma oggi, ma che cazzo c'hanno? Mamma mia. Non si danno un pallone, si butta fuori, si sbaglia tutti i passaggi. Boh. Male. Vestergaard. Didi, Vestergaard, che hanno scassato un pezzo. Palla a cercare di sumare, chiude Rachmani che coinvolge Ospina. Bruttissimo errore di Ospina. Oh! Ospina, comincia pure tu. Oh. Mamma mia, pure tu, Vai veloce, vai Zelinski, che sei un mostro, vai Zelinski. Bella, dai chissà, bravi. Insigne. Vai Lorenzo. Vai. Bravo Insigne, almeno ci ha provato. Con tiragito. Sì, conosco Asso, come non lo conosco, è un grande. Tifi Roma, ho capito. La Roma ha pareggiato, stava perdendo 1-0, ha pareggiato. Speriamo vince, dai. Devono vincere gli italiani, speriamo vince la Roma. Ha pareggiato la Roma. Perdiamo 1-0 e stanno 1-1. Anghissa. Partita giocata su ritmi molto alti e sostenuti. Napoli si sta adeguando. Ma si sapeva che questa era una trasferta subito complicata contro un avversario forte.
Leicester che ha perso 2 partite su 4 in Premier League, a metà classifica, 6 punti. Ha perso con West Ham e Manchester City, ha battuto Wolverhampton e Norwich. Leicester che ha pagato soprattutto gli infortuni del reparto difensivo, probabilmente in questo inizio di stagione anche la forma scadente di alcuni dei suoi giocatori chiave come Maddison, però rimane una squadra all'organico forte. Sì, ma la Roma vince con col Sofia vince. Vincente sempre contro anche le Ma squadre. Andrea Osimhen, vai! Mezzo! Mamma mia, Zelinski, ma che hai fatto? Oh. Ma come te lo sei mangiato? Ce l'ha proprio messo sul piatto, gliel'ha messo. Che giocata di Osimhen? No, così no. Zelinski. Da te non me l'aspetto queste cose qui, dai. Al difensore l'ha ostacolata, ma là... Cazzo, una cannonata spacca la porta là, no? Doveva fare molto meglio, sì. Vai! Vai! Mamma mia! Vai Marquis, dietro! Bravo! Bravo Marquis! Ospina. All'estero urla il pubblico di casa. A Napoli ha avuto buone occasioni, quel destro dal limite di Marquis soprattutto. Poco fa la palla con Piazzelischi nel mezzo che tira a giro di Insigne, che adesso viene a giocare basso. Ah, Insigne! Cazzo! Non sbagliavo pure tu. Rivediamo l'occasione per Zielinski. Aveva aperto troppo a destra, la palla è destinata a finire fuori. Castagne la devia nello specchio. E Schmeichel ha il mix tra riflesso e fortuna per andare con il piede a evitare l'1-1. Palla profonda per lo scatto di Iheanacho. Acquista il pallone nigeriano, punta e salta Rachmani. Zielinski, qualcosa da farsi perdonare. Zielinski sbatte contro un DD, colosso non semplice da saltare, poi sbaglia però DD, allora lascia lì il pallone per Marquis che prova a accelerare, si fa vedere Osimhen. Lozano, cross rimpallato, calcio d'angolo. Il precedente era stato bravo Di Lorenzo a prolungare la traiettoria andando a deviare la palla sul primo palo. Si avvicina Lozano, Sta vincendo la Roma 2-1. sembrerebbe intenzionato ad andare dentro anche perché di vicino c'è Perez. Siamo. Vai Insigne. Ehi, mamma mia, l'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro, mannaggia. Si era liberato bene, ha fatto pure un bel tiro, ma fuori, mannaggia, a poco all'altro. A fin di palo, mamma mia, Insigne. A fin di palo, mamma mia. L'avevo vista dentro, l'avevo vista. Cazzo. Cazzo. Sugli sviluppi del corner. Bertram. Deciso l'intervento di Marquis. Andiamo, vai giù. Cazzo. Passare dei minuti ha cambiato un po' anche la disposizione dei suoi attaccanti. Rogers adesso è Tacca che gioca prevalentemente sulla destra con Iheanacho. Vai Fabiano, vai, ma dormi, mannaggia. Poi nessuno ce l'ha vicino. Insigne è tornato. Vai Insigne. Bravo, capitano. Vai Rachmani, avanza. Così. Dai. Anghissà, vai, uno vicino. Passala, Anghissà, passala stavamo. Bravo. Bello. Vai. Mannaggia. Bravo Marquis. Lozano. Bravo Fabian. Vazelischi. Insigne. Mamma mia. 2 volte
Ribattuti i suoi tentativi, Fabian, Oh. tagliata pericolosa, Vai! Mamma mia, Osimhen, mamma mia. Oh, però ce li mangiamo i gol, E una volta Zelischi, una volta Insigne, e mo pure tu, Osimhen. Ma che cazzo? La potevi fare meglio, potevi fare. Cazzo. È il momento buono per No, così, no, così. Evans, Dacca, Castagna, Perez, Koulibaly, Andiamo, voglio... Di Lorenzo, Fabian, Anghissà, Koulibaly per Fabian, Insigne, Anghissà. Andiamo Napoli. Pressato da Sumare e allora Giannaccio, Sumare si lancia in avanti. Basta, mannaggia. Vestergaard, Dacca, Castagni, I castagni, mamma, i castagni. Didi, Bertrand, Barnes, apertura di Didi, Castagna di testa rigioca dentro, Dacca, girata con il sinistro, tiro tenero. Rorm, Carmela, che capre voglia. Dormi Carmela. Tre tentativi alla rete a una per il Leicester, ma questa statistica non tiene conto di tante occasioni sprecate da Napoli e tanti tiri fuori dallo specchio, soprattutto negli ultimi 10 minuti. Napoli Ha avuto tante occasioni. si è reso molto pericolosa. Rachmani. Però se non segniamo, voglia a occasioni qua. Il risultato è palla chiara, dice che stiamo a perdere. La voglia a tirare in porta, ma se non la butti dentro non fa niente. Spalletti sconsolato. Non soddisfatto, credo, un po' dell'approccio dei primi minuti nell'Leicester che aveva sfiorato Robert Barnes e gol ha trovato con Perez. Poi però Spalletti deve essere soddisfatto della crescita della squadra, ma certamente non contento della scarsa mira sotto porta. Anghissà. Sì. Andiamo. Nostra. Che cazzo, con l'inglese le perdiamo sempre, che cazzo. Ciao Efantico, buonasera, pure Napoli, sempre forza Napoli, dai, che scattiamo a capo, ci ripigliamo quello che è un nostro, dai che vinciamo, dai. Lasciate like ragazzi, mi raccomando. Ciao fratello, per ora male, se sbagliamo pure con la davanti alla porta. Sono amici, giocano insieme in nazionale, di recente la Nigeria è stata trascinata nelle qualificazioni mondiali da Osimhen e da Giannaccio. Dunque questa sera si ritrovano sul prato dell'SCD Stadium. Bertrand. Deve essere il Napoli. Ora si perde. No, tu non sai niente, ora ti chiamo un microfono andato, non mangia la pizza, non te la mangiare. Comunque i mortacci suo, per ora sono 9. Vai, mannaggia che ha parato Schmeichel sullo Zan. Vai Fabiano, mamma mia Schmeichel, va a fare un culo in Danimarca, nella volta. Vattene in Danimarca sulla nazionale, ma non con l'Est. Non devi giocare con l'Est. Bellissimo il cappellino, dove l'hai presa e quando l'hai pagato se posso, grazie. L'ho presa a Napoli questo, allo stadio. Questo l'ho comprato allo stadio proprio. Lo comprai allo stadio e lo pagai tipo quando è 10 euro. Comunque alla bancarellina originale, quella della SS, perché ci sono quelle originali e quelle, come posso dire, quelle pezzotte. Ci sono quelle originali e quelle pezzotte.
c'è la bancarellina originale, l'ho presa lì, 10 euro, è originale, tutto sponsorizzato dentro del Napoli. Guarda, pure nei lati lo stemma del Napoli, è bello, molto bello, fra. Anche qui, guarda, c'ha la N, vedi? La N è qui, la N laterale, è bellissima, bellissima. Mamma, siamo usciti pazzi, forza Napoli. Che le devo bene. L'ho preso allo stadio, ero proprio lì quando si chiamava San Paolo, prima del Covid, quando mandava a vedere Napoli-Barcellona. C'era anche Coso, c'era anche Lanzilli. Di Lorenzo sul primo palo, al centro Koulibaly e Rachmani sul secondo palo Fabian. La palla è alta questa volta. Anche questo corner non è stato... Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate un bel mi piace e condividete la live con i vostri amici, parenti, se ce l'avete, amici, in tutti i social. E se volete fare una piccola donazione per offrire un caffè a Napulien, trovate in descrizione PayPal e anche i miei social se volete iscrivervi. Angelo, buonasera. Marco, perché è bannato? Boh. Sotto di un gol, l'autore del gol, inquadrato Jose Perez, però tanti rimpianti, quelli che Napoli porta in spogliatoio, i gol falliti, soprattutto negli ultimi 20 minuti di gioco, sono stati davvero tanti, però la crescita, la scuola di Spalletti incoraggiante in vista del secondo tempo, davvero tante opportunità, serve più precisione sotto porta. Dobbiamo essere più bravi sotto porta, perché nel finale di primo tempo abbiamo creato, però abbiamo sciupato, cioè palla gol di Zielinski, palla gol di Insigne, palla gol di Osimhen, tutte e tre sbagliate. Ragazzi, bisogna essere più cattivi sotto porta. L'Ester ha avuto le nostre stesse occasioni all'approccio alla gara, però una l'è riuscito a buttare dentro. Noi nemmeno mezzo riuscimmo a mettere dentro. La Roma vince 2-1, lo so Marco, lo so. Tesona. La mia poltrona magica. Ma anche no. No, su Walker X Factor, sì, sai fatto. Sempre caricato e ora guardano Netflix insieme. Alessa, certo che se tu mangi questi gol è giusto perdere, quello sì, ma se tu sbagli tanto davanti alla porta alla fine la perdi la partita, amico mio, è così. Ciao Pietro, ciao frate, come stai frate? Tutto a posto Pietro? Forza Napoli, amico mio, forza Napoli. Ragazzi, peccato per l'occasione, perché le abbiamo avute le occasioni, peccato per non averle centrate, non aver fatto gol, perché ci è mancato quello nel finale. Ma qui è partito male inizialmente, poi nel finale ha giocato anche benino, devo dire, Malqui. Di Lorenzo, colpa sua sul gol, anche Rachmani, insomma, qualcosina, lì dietro. Koulibaly anche lui non è perfettissimo questa sera, cioè non è il miglior Koulibaly, anche se non ha commesso errori Koulibaly, poi a centrocampo Fabio Ruiz lento, ritroviamo, ha fatto qualche passaggio giusto ma un po' lento, anche Issa il meglio fra i due. Poi Lozano, mi aspetto di più da Lozano. Insigne è quello che ci ha provato comunque un po' di più. Osimhen mi sta piacendo, ragazzi, devo dire la verità. Poi ha messo anche un bel pallone per Zielinski che ha sbagliato. Ecco, da Zielinski mi aspetto di più perché è un giocatore con enorme qualità e mi aspetto molto di più. Non può sbagliare quei gol davanti alla porta. Anche Osimhen se ne è mangiato qualche gol, però sta facendo una grande partita secondo me.
hanno sbagliato davanti alla porta, come hanno fatto a non segnare? Infatti, Marco, io non lo so, non so come hanno fatto. Ma c'è la miseria. Ragazzi, fine primo tempo, tutti a bere un caffè caldo. Prendi gol da un errore difensivo, hai almeno 4 occasioni nitide e non le sfrutti, così non va bene. Infatti, Alessa, amico mio, infatti è così. Abbiamo sbagliato almeno un paio di palle gol con Osimhen, una di Insigne e un'altra di Zelinski, cioè non ci siamo, non ci siamo. Infatti Spalletti era un po' incazzato per questa cosa qui, non le è andata giù il fatto che il Napoli sta sbagliando troppo avanti alla porta. Il Leicester ha fatto più o meno i tiri che abbiamo fatto noi, più o meno. Un gol l'hanno fatto però loro, anche perché noi abbiamo scandalosi sul gol dell'Leicester, abbiamo fatto proprio il buco difensivo e hanno fatto gol a tu per tu col portiere. Cioè, perché noi giochiamo a zona, capito? Marchiamo a zona, ma poi sul gol dell'Leicester c'erano 2 difensori, tutti e 2 al lato di Baines, come si chiama? Insomma, del giocatore del Leicester. Erano tutti e 2 a marcare quello lì e hanno lasciato Perez da solo. Gol da polli proprio, da stupidi proprio. Vorresti vedere un giocatore del Napoli, se sì chi? Politano al posto di Lozano, vorrei vedere. Politano, Osimhen lo terrei in campo perché secondo me sta giocando bene, ci vuole un giocatore di velocità, mettere Politano al posto di Lozano. Fabio Ruiz lo tengo ancora in campo perché secondo me va bene, anche sta uguale, sì, Politano, dai. Solo per il momento mi accontenterei di vedere Politano al posto di Lozano. Voi invece, ragazzi, quale cambi fareste? Siete contenti della formazione attuale? Terreste la stessa formazione oppure cambiereste nel secondo tempo? Chi con quale cambiereste se cambiate, ragazzi? Ciao, hanno fatto mezzo. Koulibaly, mettici la mano a toi, Koulibaly, mettici la mano a toi, facci un gol, Koulibaly, Kalidou, facci un gol. Ci voleva lui, ci voleva Marek. Vogliamo un altro Marek, vogliamo. Un altro Marek, vogliamo. Oppure un gol di Koulibaly come la fatta. Mannaggia, mi serve mannaggia. Speriamo nel secondo tempo che aggiustiamo un po' la mira, almeno un pareggio che sarebbe ottimo. Sono d'accordo, Alessandro, anche un pareggio potrebbe andare bene. È ovvio che la vittoria ti dà lo slancio e poi è di un'importanza, è di una tale importanza perché comunque andare a vincere in Inghilterra ti garantisce già un bel passo in avanti, però anche un pareggio non è male. Perde ovviamente sarebbe partire male. Bubu Napu, sei tanto bello e tanto buono, grazie Bubu Gugu. Mettere Koulibaly al posto di Fabiani. Quando ci manca a centrocampo uno con Hamsik, mamma mia, Hamsik secondo me Alessà, non me ne voglia Zelinski, non me ne vogliono quelli che ci sono adesso, ma non sono paragonabili ad Hamsik secondo me. Candy, buonasera Candy e forza Napoli, sempre. Mamma mia. Andiamo Napoli. Dai, addrizzate i piedi, mi raccomando, addrizzatevi i piedi perché ama vince. Bentornati in diretta dall'Ester. Ragazzi, pausa caffeina, arrivo subito. Dai,
occasioni sprecate, a montagna occasioni, infatti. Ha tirato 15 volte verso la porta di Schmeichel e 3 occasioni accettate. Arrivo subito, ragazzi, arrivo subito. Oyan, buonasera amico mio e forza Napoli, buonasera. Sì, anche Insigne se l'è mangiato. Sì, abbiamo paura di entrare in area. L'Ester lo fa, l'ha fatto, noi no, stiamo tirando tanto da fuori e ci siamo divorati 3-4 palle gol. Eccolo Rino, ale 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 Rino, ale 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 Rino, ale. Forza Napoli, Rino. Vado a prendere un caffeino e torno, ragazzi, tanto vi lascio Don Rino che comanda lui. Amica, ti sbagli sempre. Amica mia, amica, sì, sei donna, scusami tanto, Oyan, scusami tanto. Non succede spesso, ma quando succede... Tutto bien, Oyan, tutto bien. Come va? Io non la cambiamo un caffè. Grazie. Uno, luce. Deve cercare un'altra rivolta il Napoli dopo quella di Juventus. Ricordiamo che Nicola Juventus Napoli da sotto dopo il primo tempo, anche grazie ai cambi è riuscito a cambiare la partita. Vedremo se Spalletti farà subito qualcosa quando Juventus è determinante l'ingresso di Unas, per ricordo i giocatori a disposizione. Vediamo ancora le occasioni avute da Napoli nel primo tempo, a disposizione ci sono Juan Jesus, Elmas, Politano, Unas, Petagna, Manolas e Zanoli. E al di là dei cambi, comunque un Napoli che è cresciuto molto con il passare dei minuti. Questa occasione nel finale di Lozano, per cross da qui Lozano centra allo specchio, risposta pronta di Schmeichel. Napoli che dovrà continuare come ha chiuso il primo tempo, però anche attento a non concedere troppe ripartenze, troppo campo all'Ester, che ha già dimostrato nel primo tempo e tante volte l'ha dimostrato in questi anni essere una squadra pericolosissima in campo aperto. Allora, l'Ester che è la terza campagna europea della sua storia dopo la Acquarete, sponsor ufficiale SSC Napoli. 2016-2017, dopo l'incredibile, sensazionale impresa della squadra di Ranieri di vincere la Premier League. Quell'anno l'Ester si confermò anche in Europa, arrivando addirittura ai quarti di finale di Champions League prima di perdere contro la Caffè Kimbo, sponsor ex ufficiale di SSC Napoli. Bevete le Acquarete, vedrai che Napoli vince. Della città all'Ester, che è al centro dell'Inghilterra, circa un'ora di treno da Londra. Hai visto Lete? Ti sto facendo anche da sponsor. Ti aspetto una bella donazione, Lete. Ti sto facendo pure lo sponsor. Dona qualcosa. Mo. Poi io non capisco, sulla maglia del Napoli Lete è rosso mentre qua è blu scuro. Guarda Lete, metti blu scuro sulla maglia. A salute ragazzi, buon caffè a tutti. 27 ottobre del 2018 con l'incontro del proprietario dell'Ester si è schiantato qui pochi centinaia di metri dallo stadio. Sì, troppo. Howard ha continuato nel solco tracciato dal padre, ha continuato a far crescere questa squadra a livello di infrastrutture, a livello tecnico. Carina la divisa di stasera, vero Franci? Sì, bella la maglia rossa e dorato, non è male. Sembriamo il Piacenza, Rino, però non è male, è bellina, sì. Però l'azzurro ci torna di più, l'azzurro è più bello, il colore più bello del mondo, Rino. Però non è male, dai, non è male. Vai Napoli, scettamo la capa. Qualificazione Champions League, dicevo, del legame che c'è tra queste due squadre. Hanno visto sfumare la qualificazione Champions proprio all'ultima giornata, che oggi si ritrovano nella prima giornata dell'Europa League. Sicuramente entrambe hanno l'ambizione di arrivare in fondo a questa coppa.
Per quanto abbiamo visto, certamente sono due squadre attrezzate, meglio all'Ester nei primi 15 minuti. Si stanno riscaldando i giocatori, dai, ho visto, Marco. Poi Vitto, buonasera, Francia, quello che ha fatto quello dell'Ester si chiama Perez, sì, che è un principe, un capo magazzino, un capo CPF. Allora Perez, ma che mi stai controllando pure a minuto a Napoli a Pagolo, frate, state in da cella frigorifera, che è meglio. Anche un po' la Spagna. Ora viene tornata a Spagna. Sì, la maglia è un po', sì, un po' come la Spagna. Ciao Luisa, buonasera e forza Napoli. Luisa, bentornata sul canale. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando. Anche tu, Vitto, lascia like. Mi raccomando. Luisa, lascia un bel like. Sei venuta qui, Come stai? Tutto bene? Lui, forza Napoli, Le furie rosse. Vai. E bottiglie acqua lite, sì. No, siamo forti. A Napoli, vai. Schiattiamo la capa. Giada, dove sei? Gli schiattiamo la capa. Gli schiattiamo la capa, Giada. E maglia rossa. Sciuro pazza la maglia rossa. Sembrano gli stessi che hanno giocato la prima frazione. Pasquale, dobbiamo ribaltare assolutamente il risultato. No, non vorrei manco pensare a un'eliminazione dell'Europa League. Anch'io non sono d'accordo di snobbarla, ci dobbiamo puntare quest'anno perché la possiamo vincere. Abbiamo un'ottima rosa e secondo me possiamo arrivare in fondo a questa Europa League. Dai Napoli, vai, schiattiamo a capo. Rino, ma in realtà i colori dello stemma della città di Napoli sono proprio il rosso e il giallo. Forse per questo è stata fatta questa scelta. Infatti è una bella, no, ma è una bella maglia, Rino. Però l'azzurro è più bello del moon, il specchio mare e il cielo, mare chiaro proprio. Sta iniziando il Napoli, dai. Del quarto uomo è Giulio Tielemans, una delle stelle di questa squadra, uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Stasera sono per il Napolese, dai, schiattiamo grande Vitto, ti voglio bene, un bombolotto mio, vieni qua, bombolotto, abbraccio, bombolotto, no, Vittorio è bravissimo, Rino, Vittorio è il mio collega amico Gobbo, però è bravo, è un bel bombolotto a cioccolata, dai. Vai Napoli che vinciamo, vai. Siamo usciti pazzi, mamma. Candy che dice, ciao Rino. Vai Napoli, però, vai Napoli. Vai Napoli, mo siamo spuvando un passo fare. Vai Spagna, cioè, torniamo a Spagna. Sponsor ufficiale SSC Napoli, Acqua Lite. Voglio una donazione. Adesso il TD. Che non devo bene. Stagno, Sogliocio, Westergaard entrano in difesa. C'è toccato Tielemans, Sumare il TD. Davanti. Tacca a destra, passa a sinistra, Iheanacho in mezzo. Zielinski. Vai, Zelu. Prova a penetrare sulla tre quarti, allontana Sogliuccio, l'ingresso di Sogliuccio è tutto. Per suggerire una volontà di Rodgers di tenere di più la palla rispetto a quanto è successo negli ultimi 20 minuti per il Leicester. Ecco adesso fallo Tielemans. Scadenza nel 2023, credo sta parlando di un rinnovo Tielemans in settimana. Ho detto una frase che ha spaventato un po' tutti a Leicester, ci ho detto sto valutando tutte le opzioni per il mio futuro. Squadre interessanti non mancano di certo. Per quanto Zielinski sarà rimessa laterale, ancora giù Piotr Zielinski, è fatto male. Io non mi ho fatto male a Piotr Zielinski, se no lo faccio male. Lo chiamo Papa Polacco, lo faccio male. Vai Anghissà, vai! Passala Anghissà, passala a Di Lorenzo, un bel cross.
Bello, Zelinski. Vai, gol. No, calcio d'angolo. Mannaggia, Sonchu, Cerutto, Sonchu. È scazzato. Soyonchu, Cerutto, proprio con Napoli e Cabone partecipava tutto il campionato. Calcio d'angolo per il nostro Napoli, 47,30 sul cronometro. L'Esser 1, Napoli 0. Vai Napoli. Vai Lozano, vai. Vai. Schmeichel ci è scassato però, La zona scassa proprio cazzo. Potevano mettere. Io me la sto guardando su Sky, Rino. La fanno vedere anche su Sky, Se hai Sky, ora non lo so. Mi sa che devo tornare a guardarla sul cellulare. Ok. No, mi dispiace, Rino. Mi dispiace. Vai Di Lorenzo, spingi, falli male. Vai Insigne. Zelinski, ma dove? Zelinski. Ma che vedi, fantasma, vedi, mannaggia. Noi abbiamo anche le maglie rosse stasera, Mettete il lente, Zelinski. Osimhen. Vai. Vai chissà. Un po' di fortuna riesce a partire Iannaccio. Poco per il fallo. Iannaccio devastante nella finale della scorsa stagione, poi segnato praticamente un gol a partita, del risultato decisivo anche. Ojan, eccola, hai messo anche la foto ora, così non mi posso sbagliare, brava. Il Napoli merita, in bocca al lupo Francesco. Ciao Ojan. Oh, magari pure la bottiglia. Ciao Ojan. Guarda, forza Napoli. Sì, che vai via da quello che ho capito. Buona serata e forza Napoli. E in bocca al lupo per l'Atalanta, ovviamente. A dopo, Rino, forza Napoli. Ecco che torna Giada. Se ne va Rino e torna Giada. Se ne va Giada e torna Rino. Vabbè, guardate un cambio, guardate. Chi è la riserva? Mettetevi d'accordo. Ah, non hai Sky comunque, mi dispiace. Allora ti tocca vederla sul cellulare che nulla si. Qui va a sfidare su Mare, cross tra le braccia di Schmeichel, va immediatamente a rilanciare. Baci. Napoli sbilanciato, buon lavoro di Di Lorenzo di testa, anticipando Iannaccio. A Napoli. Schiattiamo la capa. Soyonchu c'è scassato. Vestergaard. Kill devo bene. C'è passa Tillemans per impostare Vestergaard, torna la Schmeichel, altissimo pressare Fabian, palla buttata via da Schmeichel, Lozano. Prova a girarsi, finisce contro Parks, anche Saperman qui. Brackmani. Kill me va bene. Fabian. Anghissà. Partito Osimhen. Ehi Vito, magari pure tu muovi. Ojan che dice? No, rimango con piacere. Grazie carissima. E se ne cara la bottiglia. Scattiamo la capa. Già, da scattiamo. Ancora. Mannaggia Lozza. Ora ogni gol che si va mangiato chiama la bottiglia coppo da uno. Lozano è anticipo su Bertrand, un controllo favorevole lì, avrebbe avuto una grande occasione per calciare, serve ancora Spalletti, mentre passa dall'altra parte. Ancora. Iannaccio, ottimo lavoro di Rampani. Vai Lozano, vai. Anghissà. Anghissà, mannaggia, non sbagliavo pure tu, ti voglio bene, tranquilla. Dai, se no ti faccio come un capitone a Natale da magna. Dai, tranquilla, pure tu.
Vito, se ti fa schifo il Napoli perché sei qui. Giusto Candy, bravo, ce l'hai detto tu, ce l'hai detto te, ma levate parola a bocca. Mi hai levato le parole da bocca, gliel'hai detto te, a posto. Attenzione Tielemans, l'Ester ora sta giocando bene, ragazzi. Però mi siamo un Napoli, la meschetta a capo, vai Napoli, reagisci, grande anche sta, vai veloce. Magnatino, fallo, è fallo quindi. Giallo, bravo. È giusto così, Vestergaard. Che cazzo ti la me? Che cazzo ti la me? Sta pallone Anghissà. Oh, è fallo netto. Questa che prova a togliersi, ma quando è tardi, quando era già arrivato a contatto con Anghissà. Mangia la miseria, mannaggia. Che non andiamo bene. Segna, lascia la rimessa di Lorenzo, Zielinski. Mannaggia, che l'amore. Interessante sul profondo per Osimhen. Osimhen, vai. Ah no, non c'è nessuno, vai ma qui. Ah, fuori gioco. Subito deciso, segnalare la posizione regolare di Victor Osimhen. Con piacere. Tamma capa. Sembra esserci ma di poco. Rileggo un'altra volta i stessi messaggi. Giusto per non cambiare abitudine. Un po' per scaramanzi. Passiamo sempre 1-0 col di Perez, che palle. Vai Anghissà, vai. Malinteso Fabian Insigne. Istruzioni per Madison, dunque tra poco entrerà anche lui, il talentuoso trequartista dell'Ester. Molto complicato, molto deludente. Dopo le voci di mercato, cercato soprattutto dall'Anza in estate, ma l'Ester ha alzato il prezzo, non ha voluto cedere uno dei pezzi penetranti della sua rosa. Fabian Di Lorenzo. Partito Zielinski, buon pallone interessante, però in anticipo Vestergaard prova a difendere la rimessa dal fondo. Attacca Zielinski, alla fine ha ragione il centrale difensivo danese, autore come tutta la Danimarca, un grande europeo. Soyuncu. Faccio lungo di Soyuncu, cerca il Ghienaccio. Un duello fisico con Koulibaly, praticamente impossibile vincere un duello fisico con Koulibaly, se ne accorge anche il nigeriano, poi arriva Rachmani, Anghissà, porta lui palla, lo ferma Vestergaard, Tielemans, Soumaré. Castagni, applausi per il nuovo acquisto Boubakary Soumaré. Vestergaard. Mannaggia miseria, mannaggia. Forza Napoli, schiattiamo a capo, vai Napoli, vogliamo la reazione. Rachmani. Vai Rachmani, non ti fa male in mano, nemmeno i piedi, muoviti. Vai Rachmani. Ospina, veloci, non dormiamo ragazzi. Manovra veloce. Di Lorenzo indietro ancora da Ospina. Siamo al 56esimo, ancora 1-0 l'Ester. Bravo Koulibaly, grande Kalidou. Poi Malqui, Anghissà, gioca nella zona di Lozano. Usando altissimo Bertrand. Bravo Rachmani. Grande Osimhen. Ah, fallo. Fallo questo. Fallo. Vai Lozano, vai Magnatillo, vai Lozano. Fallo. Oh, è fallo, c'è. Bertrand, è fallo.
E fallo quello, Lozano ti andava via. E il Ciuchi se n'era scappato a bambola assassino. Di Di Matteo, giocato titolare nella finale di Monaco contro il Bayern. Indicazioni anche per Ademola Lookman. Attaccante esterno, potrebbe essere un'altra minaccia in campo aperto per la difesa di Spalletti. Insegna dalla tre quarti, cerca la palla alle spalle della linea per il movimento di Zelinski, la prende Schmeichel. Michael piglia tutto cose stasera, eh? Non diciamo le parolacce, continuiamo. Però del fuorigioco del contropiede, che sicuramente è uno dei punti di forza dell'Esteri. Cerca di testa qui, trovare destinata a Paz. Quello dopo bene. La grande la partita, dando a Jose Perez il pallone dell'1-0, poi è stato più contenuto da Malqui. Per Bertrand. Sumare. Cicira Ienaccio. Tielemans nello stretto. Oh! Fanculo, pezzi di merda. Bastardi, vi mangiate tutte cose per mangiare e ci facciamo poi secondo gol, fanculo. Molto bravo è stato Tielemans, mentre la telecamera hanno pescato una leggenda locale, Gary Lineker, un grande del calcio inglese, nato proprio Guarda che buco! Tielemans. Ma guarda la Koulibaly, che cazzo di Lorenzo una volta. No vabbè. Koulibaly di Lorenzo, ma tu cazzo vai? No vabbè. Ma tu cazzo vai di Lorenzo, ma se c'è Koulibaly lì, tu stai nella tua posizione. No vabbè. Allora aveva ragione Alessandro, l'amico mio, aveva ragione che Di Lorenzo in difesa sta inguaiato proprio. Sta Cisio lo volevo difendere, ma io lo volevo difendere, ma c'è un po' di speranza, attenzione. oh, fuori gioco. Meno male, dai, fuori gioco. Meno male, ma là Di Lorenzo, ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Andiamo, guarda lì, meno male. Fuori gioco, meno male, adesso, meno male, guarda qua, meno male. Didi Bertrand tende il contrasto con Anghissa, l'ultimo tocco di Anghissa dell'Ester. Concentrato e teso di Brendan Rodgers, che sperava di aver messo 2 gol di vantaggio per la sua squadra del Napoli, invece appena oltre. Pazzondaca, aspetta un po' il qui, probabilmente con un pezzo di busto, con una parte della spalla, perché siamo davvero al limite. Ma è oltre, l'attaccante dello Zambia. E allora Napoli può assolutamente pensare ancora di mettere tutto in discussione, di portare a casa qualcosa da questa trasferta inglese, da questa prima del gruppo C. Vediamo la posizione irregolare di Daka. Con il girone guidato sempre Forza Napoli dall'Ester Legia Varsavia, la squadra polacca a sorpresa, ha vinto ieri sul campo dello Spartak Mosca. Spartak Mosca che sarà il prossimo avversario del Napoli allo stadio Maradona. C'è la palla dentro Lozano, per poco non ci arriva. Mamma mia, 2 volte Lozano è stato pericoloso con questi tagli a centro area, prima sulla palla di Insigne e anche qui si era mosso bene. Primi cambi per Spalletti, Elmas e Politano.
per dare la scossa, per cambiare qualcosa. Spalletti ha usato benissimo dalla panchina un ass che uscendo dalla panchina ha fatto bene. Infatti Ojan era fuori gioco, meno male, eh? Infatti, ecco, Amit sì. Per uscire Zielinski che ancora non ha probabilmente i 90 le gambe. Ancora Politano ora lo mette, bravo Spalletti, l'hai messo al 60esimo, bravo. Anche il Masso anche Zielinski non è che abbia fatto una grande partita, giusto farlo uscire. Evidentemente già si è deciso poi l'ultima sera a fare questo cambio. Spalletti comunque soddisfatto di quello che sta facendo il Napoli, non molto, tant'è poi ha parlato con Koulibaly e richiamato anche Rachmani della lettura difensiva proprio in occasione del poi ha parlato al VAR. E allora fuori Zielinski e Lozano, due giocatori ancora lontano dalla... Sì, Zielinski ancora non è ritrovato, ha fatto una partita deludente, che poi è un giocatore con enorme qualità, ma oggi non era minimamente vicino a quel Zielinski che conosciamo. Alessandro dice, oh, facciamo un gol, mamma mia, stasera stanno sbagliando troppo sotto porta, ma veramente. Vai, ecco, pezzi di merda. Ce l'abbiamo fatto fare il secondo gol, vaffanculo, figure di merda in Europa League, vai con figure di merda, abbiamo iniziato, stronzi, abbiamo iniziato a fare figure di merda in Europa League, vai. Guarda che gol di me, guarda che buco, Koulibaly ha toccato in mano, guarda lì, ma che cazzo fai? Lo vuoi attaccarci? Vuoi andare sopra? Lo vuoi andare incontro al giocatore? Aspetta, che cazzo aspetta? Mamma mia, scandaloso. Una volta dal passo, la giocata di Harvey Barnes, gol e assist per il talento cresciuto nella sezione giovanile delle Foxes. 13 gol complessivi l'anno scorso, una stagione finita a febbraio, tra l'altro, comunque numeri notevoli per una stella d'attacco. Sono sempre titolare. Nel 2-0. Mannaggia miseria. Con 25 minuti da giocare. Rachmani. Facci morire, voglio stasera, facciamo morire. Mamma mia. Koulibaly. Robben Elmas. Insigne, serve una lettura immediata a Napoli. Elmas chiuso, scivolata da Soyuncu. Pasco, il gol aveva sfiorato nei primissimi minuti. Ha trovato questa ripresa il suo quarto gol in carriera nelle competizioni UEFA. Maledetti, siete maledetti. Fase difensiva scandalosa, attacco non ne parliamo proprio, cioè attacco inutile, tanti tiri in botta e non fai gol. Questo ti meriti di perdere, che se non riesci a segnare ti meriti di perdere, come diceva Alessandro Forte, il mio amico in chat, ti meriti di perdere. Così ti meriti di perdere se non riesci a fare gol. Così è giusto così. Affanculo, va. Intanto la Roma vince 3-1. Ci sono altri giocatori rapidissimi davanti. Conferenza, noi abbiamo troppo confidenza a chi si candida. Sulla palla pensa centro che non può essere andato in porta. Vestergaard. Sicuramente non perfetto la marcatura, ma qui che si aspettava forse che Barnes rientrasse. Attenzione a Bertrand. Eccolo un altro, diamone un altro, mi raccomando, 3-0, un altro, mi raccomando.
che io venisse log a bottiglia in capo, ma ti vedo la res, a bottiglia di vetro in capo. Di Lorenzo, Fabiano. Ma spiega sempre, e siamo così, voglio, ma se sprechiamo, dove cazzo vuoi andare se sbagli troppi gol? Come in campionato, ti ricordi l'anno scorso con lo Spezia? 20 tiri in porta, abbiamo perso la partita. Lo Spezia 3 tiri abbiamo perso la partita. Ora non voglio paragonare lo Spezia con l'Ester, però per dirvi il Napoli com'è, costruisce tanto, spreca, perché sprecone, e poi alla fine paghi se sprechi tanto. Niente da fare, sapevamo di avere un girone di ferro. Non è la Coppa della Roma, con Sofia a Brodo, che cazzo? Con Sofia e Bodo Clinic. Dopo il colpo del 2-0, cambia gioco di Tielemans. Letto bene da Insigne, da sottolineare davvero il grandissimo lavoro difensivo che ha fatto nel primo e nel secondo. Andando la Roma però le vince le partite, voglio. Noi si vanno in figura e mezzo, 2-0. Ci manca solo di prendere il terzo e poi Adesso serve Osimhen. C'è una scintilla lì davanti all'attacco del Napoli per entrare in partita. Insigne, si muove Politano, lo scambia con Fabiana. Tocco di Elmas nello stretto. vai Osimhen, vai! Victor! Osimhen, vai cazzo! E chi si è meritato, che cazzo? Così, cagazzino, vai Osimhen, che cazzo? Sì, è giusto. Mamma mia, cazzo, l'ha buttata dentro finalmente. Il migliore in campo Osimhen, oltre il gol, ragazzi, veramente per i movimenti e per la partita fatta Osimhen il migliore in campo. Grande assist di Fabian, grande gol di Osimhen. Bello gol, bella azione. Grande gol. Bellissimo il gol di Osimhen, è bellissimo. Sì. Dai Napoli, crediamoci, dai, che la partita è ancora lunga, dai. Adesso prova a ripartire con Didi, fuori campo, Elmas recupera. Sbaglia l'apertura di Didi. Che il devo bene, anche Vittorio devo bene. Importante anche dal punto di vista personale per Osimhen, dopo l'inizio di stagione complicato per la Grande Victor. la squalifica di 2 giornate per una che è stata tolta. La Juventus non ha inciso più di tanto, questa sera sì. Con il gol che il Napoli a lungo cercato e sperato, finisce la partita di Pazzoldaca. Inizia quella di Ademola Lookman, ragazzo inglese arrivato in prestito dall'Ipsia. Attenzione perché contro il Manchester City sabato in Premier League ha avuto un ottimo impatto scendo dalla panchina. Questa che trova Tielemans. Ecco Lookman, primo pallone per lui, giocato su Tielemans, al limite Tielemans cerca spazio per il tiro, lo ferma Koulibaly, palla sul fondo e Messa dal fondo, vai Napoli, prendiamoci a me il pareggio, vai Napoli. C'è nulla in questa contatto Koulibaly Tielemans, buon lavoro difensivo di Koulibaly, fermare Yuri Tielemans, ex Anderlecht e Monaco. Rachmani. Si passa Fabian, Rachmani decide di portare palla, serve Osimhen, Politano. Fallo. 2-1, abbiamo accorciato le distanze, grazie a Osimhen. Di Lorenzo, Fabian, Adesso. Anghissà, Rachmani, ma qui ha segnato Osimhen. Ha segnato Osimhen.
non va la scena, un pack del match. Napoli, nonostante fossero certamente pretendenti, squadre interessate. Ottimo 1-2, Bertrand su Mane, poi Bertrand sbaglia, ma sbaglia anche Racconti. Ancora questo errore. Politano di prima, gira subito, Osimhen, sul filo fuori gioco, controllo di spalla. Schmeichel per Vestergaard. Soyuncu. Vestergaard. Vestergaard, vai Napoli. Adesso Politano. Vogliamo il pareggio. Vogliamo il pareggio. Fa vedere Insigne. Prova a partire Insigne. Gioca il pallone lì per Fabian che prova a calcio d'angolo. Fabian, però provaci. Calcio d'angolo, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Pericoloso, dopo alla fine buona fare per il Napoli, portare a casa il corner. Che la devo bene, Insigne, la ma parabola non te credo. la scavalca però Didi Lookman. Mannaggia, se butti sempre te richiama una bottiglia in capo, richiama. Bello l'aggancio di Lookman. E poi Rachmani travolge Yuri Tielemans, prova a respirare, guadagnare qualche secondo nell'Ester. Più di un quarto d'ora per il Napoli. Anzi, poi recupera una ventina di minuti per recuperare una partita che si era messa malissimo dopo il gol di Pans, si è riaccesa con il gol di Osimhen, un as per Insigne. Lookman, Didi, Suare, Pans. Sumare gli nasce l'incontro, gioca su Tielemans. Tielemans apre sulla corsia di Castagna. Cross di Castagna, Rachmani. Vai giù, vai giù. Abbiamo fatto quello 1-2. Vediamo di non subire un attimo. Vai Koulibaly, bravo. Così. Protegge con il corpo Tielemans. Manca ancora Candy, manca ancora 15 minuti più recupero. Dai Napoli. Cazzo. Fa giocare l'angolo a sinistra e un ass ancora una volta viene utilizzato una posizione trequartista. L'Ester butta via il pallone, Politano però deve liberarsi di Bertrand, palla profonda per un ass che Cresco va a buttare il Soyuncu. Fallo! Fallo! Era già munito. Gran palla di Politano. O no? No. Poi Soyuncu contro un giocatore molto più rapido di lui come un as, può che abbatterlo. Grande un as. Nulla, l'Ester regala questo pallone, Politano bravo, resiste a Bertrand a trovare poi in verticale un as. Brutto fallo. Un as andava via. Uscito Insigne, vediamo chi va a calciare questa punizione. Sarà comunque invitante. Politano, Elmas, posizione che può andare bene sia per un destro che per un sinistro. Vogliamo un gol di Insigne su punizione, un bel gol. Grazie Cicciotto, ti voglio bene Cicciotto, sei un Cicciotto, sei un salcicciotto. Grazie. Panzerotto, Chiatto, Superenalotto, Gigiotto. No, Gigiotto era un Giotto, il Penare. Ora, ti sei abbonato e ora ti offro una vita. Guarda in capo, ti chiamo Cicciotto, ti chiamo la bottiglia in capo. Poi c'è sto serpente in terra, vai Napoli. Si è messo una volpe per terra. Insigne, o Politano? Politano. Ma bravo Politano, ma Insigne era uscito se non mi sbaglio, io sono rimosso proprio Andrea.
riuscito a tenere basso il pallone. Politano per la rabbia di Spalletti. Sì, Insigne però un ass, è entrato un ass. Cambia all'estero ancora, entra Mattison ed esce Suarez. È uscito anche Zelischi e Lozano per Politano per Lozano e Insigne per un ass. Lascia like, frate. Frate, un ciccio ingrassante. Sta facendo fatica in questo momento, in questo inizio di stagione. Schmeichel. Lungo rilancio a cercare Iheanacho, Koulibaly va a vuoto e allora Iheanacho circondato, fermato. Koulibaly perfetto. Vai Calidou, si mostra. Dribbling di Unas, tratto molto bene partito anche oggi, sembrerebbe Unas accelera ancora, lo segue il DD. Pallo. Segnalazione dell'assistente. Ma un ass non lo tengano. Un ass è veloce, va via. Koulibaly, perfetto pizzicare il pallone. Dai, vogliamo il pareggio da Napoli. Almeno il pareggio, prendiamoci sto punto, dai, che può servire in avanti per il percorso nostro dell'Europa League. Ma perdere non è buono, ragazzi. Cominciare con una sconfitta, no. Dai Napoli, non ci sto a perdere, vai Napoli. Il lancio di Schmeichel, cerca Iheanacho, Rapani lascia sfilare il pallone. State con noi ovviamente dopo la partita, c'è il post partita. Sì, abbastanza, Ciccio, abbastanza sofferta, anche se ora stiamo giocando meglio noi. Stiamo giocando meglio noi, stiamo cercando il pareggio, speriamo bene. Dobbiamo stare attenti ai contropiedi. Bello, il pallone filtrante per Osimhen, vai! Ah, angolo. Bel pallone di Fabiano. Fabiano meglio nel secondo tempo. Su Joshua Vestergaard. Fuori Insigne ma Politano, cacciare con il sinistro da quella parte. Anche Osimhen di Lorenzo Koulibaly. Vai Napoli. Saltatori. La battuta alta sul secondo palo, setta Vestergaard e mette fuori, ma qui è l'ultimo uomo. E allarga per Unas. Vai. Mamma mia. Non è finita, attacca Napoli con Politano che prende il fondo, cerca il cross, lo chiude Maddison. Vai, Elmas. Vai, mamma mia, Schmeichel. Naggi mortacci. Vai, bello. Vai Unas, vai che ti mani. Unas. Sono rimasti di Lorenzo Osimhen e Elmas in area di rigore, Fabiano con la palla sul sinistro, centra il pieno Iheanacho, ma qui Fabiano. Allunga il pallone, lo ferma Lukman. Mannaggia Fabian, mannaggia. Napoli che entra velocemente. Acquarete, sponsor ufficiale SSC Napoli. Mi raccomando, in descrizione, PayPal che ti sponsorizza. Vediamo la conclusione di Elmas dalla retroporta. Aspetta, vede l'ultimo la palla probabilmente, ma tiro da conto centrale. Vai Osimhen, vai. Prova a partire Osimhen, è da solo. Sulis, mannaggia. Giuseppe Castagno, Sogliuto. Vai, mamma mia. Gli tocca il pallone. Osimhen scivola, ora è rimasta in campo. E allora Elmas. Vai Elmas. Elmas al limite contro Tielemans. Osimhen bello, angolo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Dai, ora meritiamo il pareggio, stiamo giocando. Politano ancora a cercare il secondo palo, Koulibaly finisce a terra. Unas cerca il tiro contrastato da Bertrand. Marquino, che fai? E l'azione si chiude, Napoli sta provando a chiudere dietro all'Leicester, ad assediare la porta dell'area di rigore di Kasper Schmeichel, doppio cambio, Juan Jesus e Petagna.
mentre è rimasto giù Bertrand, colpito da una pallonata di Unas. Anche Bertrand appena rientrato, preso il Covid, è rimasto fuori per diverse partite. Il tiro di Unas centra sulla gamba sinistra l'ex difensore di Chelsea e Southampton. Già, amo pareggio, mi staccamo pareggio. Per dare qualche indicazione ai giocatori, gioca ancora fermo, recupero che inevitabilmente si allungherà. Adesso Napoli ci prova con un bel recupero di 7 minuti. Poi Jesus ha giocato una manciata in secondi di fatto con il Napoli contro il Genoa, e proprio quella partita è stata decisa nel finale da un gol di Andrea Petagna. Fuori chissà. Fuori qui su Juan Jesus dopo il Di Lorenzo che andrà a giocare a destra. Cross, primo tempo per Lozano, per Marquis, però la sua parte. Juan Jesus al posto di Marquis, mamma mia. Pronto a rientrare Bertrand. E poi Petagna al posto di Frank Zambo Anghissa. Unas va a giocare a sinistra. 2 punte, cerchiamo il pareggio? Sì, Elmas penso proprio di sì. Campo con Fabian e Politano a destra. Il Napoli offensivo, ultra offensivo il Napoli, con Petagna e Osimhen punte, poi dietro a Ounas, Politano ed Elmas. Napoli ultra offensivo. Castagna, Didi. Castagna verticale per Iannaccio, scivolata di Koulibaly, perfetto. Ma che Arissa, Anghissa, vuoi più? Partita per Koulibaly dopo quella contro la Juventus. Generale, grande Anghissa, per il leader Anguissa, Anghissa. della squadra dei Spalletti. Tocca Madison, prova a sgusciare via Lookman, tocca la palla a Rachmani e Lookman si prende il calcio d'angolo. Che le devo bene, manda capire, la paperina. Per fare l'ordine all'estero con il 4-2-3-1 in questo finale, Iannaccio da punta centrale, Vance gioca l'angolo a sinistra, Lookman a destra e Madison in posizione trequartista, Tielemans e Didi giocano in mezzo al campo. La battuta Ryan Bertrand. Attenzione su Jules, su Westergaard e Didi, 3 saltatori fenomenali. Pallone sul secondo palo, ha visto un fallo in attacco. L'arbitro prova a portarsi via il pallone, Lookman lo deve lasciare libero Spina. Non era itta, così voglio motivare la bottiglia in faccia. Ciò ti faccio male. Juan Jesus. Vai Koulibaly. Bello, Juan Jesus. Tocco di Koulibaly ancora per Juan Jesus, palla profonda, Osimhen di testa per Petagna. Vai, vai, mannaggia lunga. Ma peccato, mannaggia. Gli aveva dato una fucilata là. Infatti applaude il compagno, buona combinazione. Petagna Osimhen. Peccato. Questo è certamente quello che vuole Spalletti con questo tentativo di doppio centravanti per finale. Osimhen sul profondo, Petagna che viene incontro, possibilmente riuscirà a sfilare qualche pallone per la velocità di Osimhen sul profondo contro una difesa dell'Ester sicuramente lenta con Soyuncu e Westergaard. Di Lorenzo adesso sulla sua fascia a spingere Fabian Politano Napolitano. rientra, crossa, Osimhen. Victor Osimhen, Victor Osimhen. Vai. Hey.
2-0 sotto grazie al talento dentro l'area di rigore di Victor Osimhen. A 3 dalla fine, il gol del pareggio. Con le scelte di Spalletti che ancora una volta pagano riempire l'area di rigore. Politano va sul sinistro, gli lascia troppo spazio per Tradici. Osimhen con uno stacco impressionante, grandissimo gol di Osimhen, 2 grandi gol di Osimhen ed è 2-2. Questa è Napoli, una gran bella partita che sembrava complicatissima dopo il raddoppio di Pans, che stacco di Grande Osimhen, ma tu sei un mostro, che partita hai fatto, frate? Che partita fatta. Grande Victor, così ti vogliamo. grandissimo gol. Risulta così Spalletti per la doppietta del suo attaccante Victor Osimhen. Due minuti, poi il recupero. Westergaard, Didi, Westergaard per Madison che gioca di prima per Celibardi, è entrato anche lui. Vai Napoli, andiamola a vincere. Adesso Petagna. Oh, fallo! Madison è con Ha questa. preso il pallone. La minaccia adesso è più... Andiamo Napoli, andiamola a vincere. Però ovviamente c'è il cavolo. E che cazzo, frate, che cazzo, no. Vai, grande gol di Osimhen, 2 gol strabellissimi di Osimhen. 35 anni a gennaio. Stanno tutti a dormire, vuoi tu? Velocissimo lì davanti, molto abile a giocare sulla linea del fuorigioco, così ha segnato una valanga di gol negli anni con il Leicester. 10 anni con il Leicester, 149 gol. Pans, Fabian, Petagna. Napoli che anche questa sera, ma nelle altre partite di questa stagione, di questo inizio di stagione, ha mostrato qualità, carattere. Ha recuperato il risultato contro la Juventus, è riuscito a farlo qui. È un campo difficile contro un avversario scomodo come il Leicester. Ricordiamo che già nel primo tempo Napoli aveva fallito tantissimi gol, soprattutto nel finale. Questo è lo stacco che vale 2-2. Gran gol, complimenti, grazie. Questa poi è l'esultanza di Osimhen. Dai che possiamo ribaltarla se vogliamo, sì. Siamo una grande squadra, ragazzi, si può. Inizio di stagione con quell'espulsione contro la Venezia stagione scorsa, frenato dall'infortunio alla spalla. Mamma mia Victor, che gol che ci fai, che gol che hai fatto. Il pallone rimesso laterale. Una serata, trovato... Ciao Martino, buonasera, non ci siamo, 2-2 non siamo una squadra. Due segnati in Champions League con il Lilla. Martino, comunque un pareggio con l'Ester non è da buttare via, sì, dovevi vincerla sta partita, ma va bene anche un pareggio, dai. Vediamo se la mette ancora il pallone per Osimhen, che ancora completa in area con Soyuncu. Di Lorenzo che Ma questa volta. in caso dell'Ester non è facile, comunque. Formidabile schermo per la difesa di Rogers. Napoli riconquista. Ci hanno perso anche le grandi squadre. Napolitano, vai! Ma male, il cross. Poi Fardi, Tielemans gira nella zona di Lukman. Vai Juan Jesus. Un as. Vai che bello. Fallo, è fallo questo. Fallo. O quando entra un as cambia sempre le partite, bisogna dirlo. Quando entra un as spacca la partita, veramente un giocatore che cambia la partita. Anche Politano è entrato bene, ha fatto assist. Osimhen. Beh. Mamma mia, vicini al gol del 3-2. Rachmani, mamma mia, sulla punizione di Politano. Testa di Rachmani, mamma mia, peccato. Vicini alla rimonta da 2-0 a 3-2, mamma mia, sarebbe stato bello. Napoli che sente la
possibilità di vincere questa partita. Certo, un pareggio in casa della squadra più pericolosa del girone, recuperando da 2-0 sotto non sarebbe un risultato da buttare, ma c'è ancora tanto tempo, 3 minuti. Vai, andiamo. Grande un as, che velocità. Oh, falli, giallo. È rosso. Dindi, va su una campanellina, un'altra parte, Dindi, appunto, attivata la campanellina, Dindi è espulso, vai a casa, tornatene dalle Volpi, vai. Osimhen, Andrei, visto che porto buono, porti sempre buono, resta qua, che ora vinciamo tu. Dindi, non da. Buonasera a tutti, mi raccomando, mettete like e condividete a tutti, anche al vostro gatto, cucane, pappagallo, prosciutto, soprattutto un asse li ha fatti a partire, mamma mia, è andato bene in partita, mamma mia, lui è Politano. Vedi quando Spalletti l'ha voluto, ha detto no, deve restare, non deve andare via, ha avuto ragione anche qui Spalletti. Andiamo Napoli, voglio la vittoria, vai. Annaccia. Adesso l'Ester peraltro senza centrocampisti difensivi, con 2 giocatori tipo stesso palla di tecnica come Madison e Tielemans in mezzo al campo. Eccolo Tielemans che trova Madison, sterzata di Madison che poi cerca Madison nel fondo, altro fischio. Se n'è finito già, non lo so dove andare. Ultimo minuto di recupero. Sul posto Redmani che si aggrappa la maglietta del numero 10, maglia blu, dunque punizione all'Ester. Non ci sta mai, finisce così, no, finisce così, Ciccio, sono i gironi. Bravo Juan Jesus, vai Napoli, vai Fabiano, troviamo l'ultima occasione, vai che se n'è andato Politano, bella, vai Politano. Vai. Di Lorenzo. Petagna, Fabian, Politano se la sposta, Lukman lo attacca, prende la palla e non c'è più tempo, finisce 2-2. Va bene dai, ragazzi, per come si era messa la partita, 2-0, 2-2 non è male, certo una vittoria era meglio, però i ragazzi vengono da 3 vittorie in campionato, ci sta un attimo ci può stare uno stop, visto l'affaticamento anche delle nazionali, perché ci sono pure le nazionali di mezzo. Va bene così, ragazzi, abbiamo ripreso una partita praticamente persa. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, a parte scherzi, ragazzi. Ora farò il video post partita. Niente, ragazzi, vi ringrazio ancora tutti per aver sostenuto la mia live e lasciato il like alla live. Ci vediamo nel post partita, nel video, farò il video post partita. Niente, buonanotte a tutti ragazzi, a Michele, Cicciotta, ad Alessandro Forte, mio amico, a Rino, a Giada, i miei moderatori del canale, a Marco, ad Andrea, ad Oyan, a Candy, a tutti quanti che sono stati presenti qui in live con me. Buonanotte, un bacione e forza Napoli sempre ragazzi. Buonanotte a tutti ragazzi, da Napoli.